Siamo arrabbiati perché ormai le tasse sono impossibili, più del 60% lo lasciamo allo Stato e anche le iniziative verso la nostra categoria non sono state ascoltate finora. La protesta di Roma proprio coincide probabilmente con il nuovo governo, speriamo che questi ci ascoltino in modo più concreto. C'è una miriade di tasse, una miriade di scadenze, una burocrazia spaventosa, un'inerzia da parte della classe politica inconcepibile, non si trova in nessun altro Stato del mondo. Tutto un assieme, cioè non è una sola cosa. Si sta affievolendo effettivamente quello che è la speranza di un futuro del piccolo commercio, della piccola distribuzione all'interno delle città. Assistiamo sempre di più ad affittasi, chiudisi e effettivamente non c'è una speranza tanto a breve. Che ci spinge ad andare a Roma in questo momento, o a me personalmente, è la disperazione. Progetti, speranze, lavoro sono stati surclassati da questa tassazione, questa continua aggressione alle nostre aziende e ai nostri collaboratori. C'è una certa rassegnazione, però è la rabbia di non poter più portare avanti quei progetti che erano quelli per avere un futuro non solo nostro, ma anche delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Io ho 70 anni di storia, Motivo in più, lo eravamo. Dobbiamo partire da questa crisi che ormai sono 5-6 anni che ci attanaglia e quindi abbiamo anche dei problemi proprio dal punto di vista del calo della domanda e quindi anche delle nostre aziende. Specialmente per le aziende direi un po' strutturate con personale dipendente, il costo del lavoro sta diventando veramente pesante. È la prima volta e credo che sia importante che la piccola e media impresa faccia valere e si mostri in piazza. Questo è fondamentale per chi deve prendere decisioni perché sa che cosa dovrà fare, dovrà capire quali sono le esigenze ed è fondamentale anche per le imprese perché comunque si abituano ad uscire allo scoperto e a dire quello che gli serve. Io ho 65 anni, è la prima volta che partecipo a una manifestazione di questo genere, di questa portata. Non ho mai visto tanti imprenditori in piazza e questa è una cosa grandissima secondo me, questa unione. Cioè è passato il momento elettorale, ritorniamo nel congelatore delle riforme non fatte. Siamo stanchi dell'elogio di circostanza. È stato un segnale determinante innanzitutto per chi c'era e determinante perché guardandoci intorno abbiamo capito tutti insieme di dove purtroppo siamo arrivati, cioè della problematica che abbiamo toccato. C'è tanta gente qui oggi è venuta chiudendo anche le attività e questa è una buona dimostrazione della nostra buona volontà e di dove siamo arrivati. Mi aspetto un po' di più attenzione, ma staremo a vedere con i fatti perché c'è ancora titubanza. Speriamo che adesso ci ascoltino. Un'economia migliore, la fine della crisi per lasciare qualcosa di più concreto ai nostri figli.